Allora noi siamo qui all'interno, guarda, seguimi, ti faccio impazzire perché siamo proprio all'interno di questo spazio dedicato allo spettacolo. Qui quest'oggi ci sarà una grande manifestazione e allora andiamo a conoscere tutti i protagonisti che saranno qui in questa occasione da Ploaghe, naturalmente in onda su Teleregione, per conoscere meglio questa grande associazione. È sempre qui gli Evergreen, con noi al basso come sempre Superman Vinicio, alle tastiere Jack Sparrow, Bastiano il maestro, alla batteria Francesco Serra, alla chitarra una new entry Lello Ruiu, e con noi Giovanni Pintus. Pensarti stanca, non pensarti mai, è tardi e forse non vuoi, anche se ti cerco, non mi sentirai. Coprirò le distanze per venire da te, misurando le forze quando vento non c'è. In un giorno di sole volerò via da qui, solo ferro e cartone, queste mie nuove ali. E noi siamo con il segretario di questa associazione Uniti per la Musica, che da Ploaghe si propongono insomma anche per tutta la Sardegna con quelle che sono le loro organizzazioni. Siamo in compagnia del segretario, giovanissimo, 25enne, si chiama Antonello Ruiu. Io l'ho conosciuto già un po' di tempo fa perché spesso insomma venivo a suonare qui a Ploaghe. Oggi tu sei segretario di questa associazione, però suoni anche negli Evergreen perché sei chitarrista. Il chitarrista, un nuovo entrato. Proprio... Sì, proprio fresco, primo concerto. Ah, questo è il tuo primo concerto? Primo concerto, sì, sì. Ma è vero che il primo concerto non si scorda mai, vabbè, lo si diceva per un'altra cosa, vero? Lo spero. Lo speriamo. Ascoltami, che ne pensi comunque di questa organizzazione e anche di questo CD che avete proposto? Beh, il CD è stata una grande cosa, soprattutto qua a Ploaghe, non facciamo molte cose in genere, quindi... Cioè, un grande modo anche per proporsi, farsi conoscere. Anche e soprattutto perché nell'associazione facciamo parte, in più siamo giovani, giovanissimi, cioè dai 18 fino ai 25 anni, 30 anni al massimo. Tutti i musicisti, cantanti o comunque promesse dello spettacolo, oppure no? C'è qualcuno, non solo, perché siete in 14 nell'associazione. Sì, nel direttivo sì, poi ci sono tutti gli esterni. Tutti gli esterni, sì, i soci ordinari. Insomma, tu sei un musicista, però allora, diciamo le cose come stanno, perché sennò... Allora, Evergreen, oggi sarà il tuo primo concerto. Evergreen sappiamo tutti cosa significa, sì. Quindi immagino che il vostro tipo di musica sia? Rock. Però Evergreen. Evergreen, certo, sempre Verdi, dal passato fino ai giorni nostri. Suoniamo canzoni... Ma quali sono, per esempio, non so, i gruppi, le band a cui vi ispirate? Beh, noi ci ispiriamo a musica metal del passato, tipo Black Sabbath, Nirvana, quindi acustici belli? Sì, Iron Maiden, Metallica, poi logicamente suoniamo tutta la musica, perché tutta la musica è buona. La musica è musica, cioè voglio dire. Allora, ma parliamo di questo gruppo. Quando nasce questo gruppo, gli Evergreen? Tu ne fai parte da pochissimo, ma immagino che il gruppo sia nato... Sì, anni fa, è nato anni fa e i componenti sono cambiati nel corso del tempo per motivi di lavoro.
e anche per motivi di studio. Come spesso succede, Come spesso non è succede. sempre che la musica ci dà l'opportunità di continuare, No, no, perché no, insomma beh, poi uno nella vita deve fare anche le fatiche. Sì, bisogna anche lavorare, quindi... Tu per esempio non lavori più al Bar Ortu? No, io lavoro a Cagliari adesso. Ah, dove lavori a Cagliari? Faccio progettazione di Ah, hai proprio cambiato mestiere? Sì. Faccio il perito industriale Cioè elettrotecnico. sei passato da barman, allora, diciamo così, Professionista. professionista, Sì. facevi il barman professionista, Professionista. al Bar Ortu qui Al a Bar Ortu, Ploaghe, non per fare sì. pubblicità. E adesso fai Il progettista di centrali fotovoltaiche di energie rinnovabili. cioè sei passato da un estremo all'altro. Sì, il lavoro, lo studio soprattutto che io ho fatto mi ha portato ad avere un lavoro. E il tuo più grande amore qual è? Il lavoro che fai adesso, quello che facevi prima o la musica? O comunque sono tutti e tre grandi amori e diversi? Beh, tutti e tre mi hanno fatto vivere delle belle esperienze, cioè dal Ti bar hanno piccolino insegnato, certo. sicuramente, 14 anni, quindi conoscere anche le persone. Tu mi ricordo che stavi sempre lì al bar, che eri molto più ragazzino, quando venivo a suonare io, Sì. quando ancora facevo il piano bar. Il piano bar, vero? 10 E anni che fa. ti ricordi di quei periodi lì? Beh, bei spettacoli, un grande No, no. divertimento. Ma io parlo di te, che ti ricordi di quel periodo lì? C'erano più fidanzate allora o più fidanzate adesso? Oppure sei fidanzato, Sono fidanzato. quindi punto? Sì, punto, basta. La ricerca non esiste, è proprio è lei la donna giusta è lei. Sì, si arriva a un punto che... Quindi quando suoni negli Evergreen sicuramente ci sarà qualche canzone che dedichi a lei. Sì, Qual è quella la che canterò dedichi? anche oggi, Ah. Polly dei Nirvana, sì. Ah, quella è dedicata a lei. È dedicata alla mia ragazza. Che sì. si chiama? Elisabetta. Ah, salutiamo, cioè Elisabetta. E un ciao naturalmente va anche stavo dicendo ai Nirvana, agli Evergreen, Evergreen. Evergreen di Ploaghe, perché ragazzi lui è grande segretario di questa associazione. Vai con la musica. Some rope, you have been told.